È una grande soddisfazione per il Comune di San Vito al Tagliamento ospitare ancora una volta il piccolo Festival del Cinema d'Animazione. Siamo al 18° anno, quindi diventa maggiorenne il festival, ma cresce anche San Vito insieme al festival, che si trasforma per alcuni giorni nella capitale del cinema d'animazione. La nostra città si ravviva grazie agli artisti che frequentano San Vito e a tutti coloro che vogliono venire a San Vito proprio per vedere i film, i cortometraggi, ma non solo, la mostra e tutti gli eventi che sono connessi a questo bellissimo festival. Abbiamo 110 film distribuiti in sei competizioni e 40 ospiti e 2 ospiti particolari. Juan Pablo Zaramella, argentino, regista con il suo film più premiato al mondo, Luminaris, che è anche l'immagine del festival, e Michaela Müller, che è l'autrice anche della sigla. Ma con noi ci sono molti autori anche italiani, c'è Michele Bernardi, Bianca Girardi, ci saranno anche degli autori stranieri, specialmente dal centro-est Europa, che è un po' la nostra zona, diciamo, d'elezione, ma anche ospiti che arrivano da Taiwan e quindi da tutto il mondo, come è il nostro festival, un festival internazionale. Oltre ai film, anche una mostra alla Chiesa di San Lorenzo che comincia il 15 novembre e finisce l'11 gennaio 2026. Tutte le informazioni nel sito www.piccolofestivalanimazione.it.